Amici di Sgailand Magazine, buonasera. Questa sera mi trovo a Padova in compagnia di Giancarlo Salvador, una delle menti o comunque dei fondatori, ideatrici del primo campionato mondiale di scrapbooking. Forse non tutti i nostri lettori sanno che cosa sia lo scrapbooking e siamo qui proprio per farcelo raccontare da Giancarlo, e tra i molti lettori creativi che seguono il nostro magazine secondo me potrebbe esserci qualcuno particolarmente incuriosito e magari interessato a partecipare. Quindi Giancarlo, raccontaci prima di tutto che cos'è lo scrapbooking e di che cosa vi state occupando. Allora, ciao Gaia. Lo scrapbooking è un'arte, passione che praticamente è un metodo anche di raccolta dei ricordi tramite fotografie che poi vengono posizionate all'interno degli album con delle decorazioni. Lo scrapbooking è nato in questo modo qua, poi ovvio che nel tempo è nato in Inghilterra, tra l'altro, e nel tempo si è trasformato, oltre agli album fotografici per i ricordi, tanti si sono messi a fare anche le decorazioni per i inviti, carte di ringraziamento e tante altre cose. Ok, quindi è un'arte diciamo creativa che concerne o riguarda la decorazione, ok? Esatto, decorazione cartacea principalmente, ma non solo, anche di solito si usa un po' di tutto, si usano anche, si parte con la carta, si parte con i colori, poi vengono coinvolte anche altre materie tipo il legno, il ferro, qualsiasi cosa possa essere inserita e possa essere decorativa all'interno del contesto. Ecco. Certo, e tra l'altro se siete arrivati ad ideare un campionato mondiale di scrapbooking, deduco che ci sia una community piuttosto importante. Di che cosa stiamo parlando, insomma, in termini di presenza all'interno di questo mondo, di numeri? Beh, i numeri sono molto molto alti, è una nicchia, però non è proprio una nicchia perché ci sono tantissimi praticanti in tutto il mondo, principalmente i praticanti di scrapbooking li troviamo nell'Europa del Nord, negli Stati Uniti, stati del Commonwealth e anche in Asia, in Giappone, e parliamo di tanti milioni di praticanti. In Italia ci sta muovendo, sta crescendo il movimento. Certo. È una cosa che è molto molto popolare in questi altri, nei posti che ti ho detto all'inizio, però in Italia sta prendendo piede, insomma, quindi stiamo arrivando anche noi con tutti i nostri creativi. Ma allora raccontaci qualcosa di più in merito a questo campionato mondiale, perché se tra i nostri lettori c'è qualcuno che già conosce lo scrapbooking probabilmente potrebbe essere interessato a partecipare. Sì, lo spero. Allora, per la prima volta in assoluto ci verrà organizzato il campionato del mondo di scrapbooking, è il primo anno, 2018, che è già iniziato effettivamente. Le iscrizioni sono già iniziate il 5 di settembre e chiuderanno il 15 novembre. Il campionato del mondo è stato organizzato da un'azienda irlandese che però è anche italiana, con base operativa per quanto riguarda tutto il processo e il sistema del campionato qua a Padova. Ok. Cosa succede? Che praticamente noi abbiamo pensato a come strutturare il campionato, che dinamiche dare al campionato, con che mezzi, quindi abbiamo deciso come lo facciamo? Lo facciamo con un sito internet, lo facciamo con delle organizzazioni fisiche in posti determinati, e alla fine abbiamo optato per entrambi, quindi abbiamo fatto che la prima fase, le prime due fasi si svilupperanno con un sito internet e con votazioni, con iscrizioni e partecipazione online, per poi andare a fare una finale fisica in un posto, in una sede di emittente televisiva. Ok, non italiana, tra l'altro ma straniera, inglese, mi dicevi? Che è dedicata completamente al mondo della handmade, dell'arte, della creatività e del do it yourself, che adesso sta prendendo molto piede.
Sono i requisiti, se puoi dircelo adesso, poi troverete tutte le informazioni comunque sul sito ufficiale di cui vi lasciamo i riferimenti. Quali sono i requisiti per partecipare? Possono iscriversi tutti? Sì, possono iscriversi tutti i maggiorenni ovviamente, ma basta solamente la passione. Ecco, la passione è per lo scrapbooking e partecipare con voglia magari di competere, ecco, con altri scrapbookers di tutto il mondo. Certo. Ok, quindi avete tempo fino al 15 novembre per informarvi se non sapete bene che cosa consiste, iscriversi sulla piattaforma online, tra l'altro generata qui nel Padovano, e poi successivamente le premiazioni, abbiamo detto, saranno nella prima parte dell'anno del 2019. Esatto, a febbraio. Ci sarà una finale a Londra, appunto con i siti televisivi del nostro partner Create Craft. Da decidere esattamente il giorno, però quello sarà il periodo. Quante persone lavorano al campionato mondiale? Non sei da solo, siete dislocati in varie regioni ma anche stati, mi dicevi? Sì, allora c'era una parte, diciamo, manageriale che è a Milano e a Dublino, in Irlanda, mentre la parte operativa è qua a Padova, in particolar modo con l'azienda di Lenky Design, che è quella che si è occupata di tutto lo sviluppo non solo del sito internet e quindi del mezzo con cui appunto il campionato verrà gestito, certo. Esatto, ma anche a livello di brand, di brand design. Ora, se abbiamo incuriosito, non ci resta che invitarvi a visionare il sito. Vuoi ricordarlo anche tu, Giancarlo, qual è? Allora, il sito è www.academyscrapart.com. Ottimo, lo trovate anche qui, ve lo mettiamo in sovraimpressione. Se avete domande da rivolgere a Giancarlo potete farlo tranquillamente anche interagendo con noi tramite i nostri social network, insomma tramite il nostro sito ufficiale, oppure interagendo direttamente con la piattaforma. E magari ci rivediamo un po' più avanti per seguire da vicino come è andato e scoprire chi sono stati i vincitori. Grazie Giancarlo e in bocca al lupo a tutti. Ciao.